Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi voglio proporti uno dei problemi che sanno risolvere solo i geni. Come vedi il nero ha 400 miliardi di pezzi, il bianco è rimasto poverino solo con un re e un pedone, il bianco deve andare in questa direzione, il nero invece deve andare in questa direzione. Ti lascio giusto qualche secondo in modo tale che ti fai un'idea sulla situazione delle varie possibilità. Dopodiché andiamo a vedere insieme qual è la soluzione a questo problema. Ok, non so se ci hai fatto caso, ma l'unica mossa legale, le uniche mosse legali per il nero sono quello di spostare il cavallo e quello di spostare la regina avanti e indietro. Tutti gli altri pezzi attualmente sono bloccati. Il cavallo è bloccato, non può andare da nessuna parte. La torre è bloccata, non può andare da nessuna parte. L'alfiere è bloccato, quest'altra torre è bloccata, quest'alfiere è bloccato. I pedoni fra di loro sono bloccati perché ti ricordo che devono andare verso il basso e dunque è un problema. Perciò, visto che questo cavallo può essere molto insidioso, la prima mossa da fare è quella di catturare questo cavallo. Tanto ora siamo tranquilli, tanto il nero l'unica cosa che può fare è fare avanti e indietro con quella donna. Dunque donna in A1 e adesso mi sembra chiaro che per riuscire a vincere questa partita bisogna andare a promozione con questo pedone. Ma la domanda che ti faccio è, bisogna spingere il pedone di 2 o bisogna spingere il pedone di 1? Questo farà assolutamente la differenza, bisogna calcolare bene tutti i vari tempi. Ora, se avrai voglia di divertirti ad analizzarla poi da solo, H4 è la posizione che invece non ti permetterà di vincere, H3 ti fa vincere. Perché? Perché ti permette di avere la donna in una situazione tale da poter vincere. Fra poco lo vediamo. Dunque il nero muove, noi muoviamo, il nostro scopo è andare a promozione, il nero muove, muoviamo, il nero muove, muoviamo. Ti ricordo che il nero non ha alcun altro tipo di mossa, altrimenti l'avrebbe sicuramente fatta. E a questo punto andiamo a promozione non con la donna, perché non riusciremmo con la donna a vincere, ma a cavallo. In questo caso abbiamo bisogno del cavallo e dei suoi salti. Una donna purtroppo non sarebbe riuscita, non so se la donna poi la spostavamo in H6 per attaccare la torre e purtroppo questa torre è difesa anche dal cavallo, dunque non c'era modo di penetrare con la donna. Col cavallo vedremo che tutto ciò sarà possibile. Tocca al nero che guarda un po', deve spostare la donna. Adesso bisogna fare un po' di calcoli. In che modo manovriamo questo cavallo per riuscire ad attaccare? Allora, innanzitutto lo scopo è dare scacco matto. Mi sembra ovvio che per dare scacco matto dobbiamo riuscire a portare il cavallo o qui, o qui, o qui, o qui, perché ci vuole uno scacco, no? Da qui riusciamo a dare scacco al re e dunque a vincere la partita. Il problema è che non è facile, perché arrivare qui col cavallo c'è questo pedone che ce lo cattura. Arrivare qui col cavallo c'è questo pedone che ce lo cattura. Arrivare qui col cavallo c'è questo pedone che ce lo cattura. E arrivare qui col cavallo mi sembra ancora più impossibile. Dunque la strategia mi sembra ovvia. Cercare di eliminare questo pedoncino in C4 in modo tale che questo pedone non ci sia più e la torre non sia più protetta dal pedone e quindi poi riuscire a attaccare la torre e nel momento in cui riusciamo a papparci la torre c'è lo scacco matto. Dunque il nostro primo piano deve tutto girare attorno a come si cattura questo pedone. Se adesso proviamo a fare un po' di movimenti, non so, andiamo qui e andiamo qui, potrebbe essere interessante, vediamo un po' cosa succede. Cavallo in F7, donna, cavallo in D6, donna va in A1, catturiamo questo pedone, donna in A2, cavallo in A5 con l'idea di catturare questa torre. Ora però la fregatura è che se il nero gioca donna in A1, tac, scacco matto, bellissimo con doppio. Purtroppo ora il nero ha la possibilità di spingere, di perdere un tempo
e dunque è un casino. Se ora catturiamo qui ovviamente c'è la donna, possiamo catturare qui e fare altri giri, ma non siamo riusciti a raggiungere il nostro scopo. Il modo per raggiungere lo scopo, e te lo faccio vedere, dunque torniamo alla posizione in cui abbiamo appena da poco promosso, andiamo indietro, andiamo indietro, andiamo indietro, andiamo indietro, ok. La manovra è questa qui, cavallo F7. Ora dobbiamo fare questo, questo e questo. Dobbiamo andare prima a papparci questo pedone in modo tale che non può poi spingere in C4, capito? Cavallo in D8, la donna va qui, cavallo in E6, la donna va qui e intanto ci pappiamo questo pedone che è sempre cosa buona e giusta. La donna ora deve spostarsi. Ora ovviamente non possiamo subito giocare questa perché c'è il pedone, abbiamo bisogno di un'altra manovra che te la faccio vedere. Cavallo di 7, donna 2, cavallo in E5, donna 1, cavallo per C4, il nero deve spostarsi e adesso, magnifico, ora cavallo in E5, ora il nero non ha altre spinte di pedone per temporeggiare, deve per forza andare via con la donna e solo adesso cavallo B3 scacco matto. Dunque si tratta di un problema paradossale, io penso che tu non ti ritroverai mai a giocare una posizione di questo tipo, ma è, penso, a parte divertente, ma anche allo stesso tempo didattico per capire come gli scacchi siano un gioco fantastico e come con un solo cavallo è possibile riuscire a dare scacco matto contro 200.000 pezzi. Ovviamente bisognava capire qual era il piano di gioco e in che modo manovrare con il nostro cavallo. Bene, spero che ti sia piaciuto, come al solito io ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti chiedo sempre di ricordarti la data del 21 agosto perché si sta avvicinando e ne vedrai veramente di belle. Ciao, a domani! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!